Purtroppo sì, questa è una strage che si ripete regolarmente. Diciamo, l'incidente più grave è avvenuto qui in provincia di Catania con 3 ragazzi coinvolti nell'esplosione della bottiglia di alcol che utilizzata per il barbecue poi si trasforma in una molotov perché il ritorno di fiamma la fa esplodere e quindi colpisce tutti coloro che sono antistanti il barbecue. Il più grave di tutto è un ragazzo di 20 anni con ustione del 40% della superficie corporea, ustione di secondo e terzo grado, quindi ustioni gravi che interessano gli arti superiori circonferenzialmente, il torace e cosa ancora più grave che ha compromesso anche le vie aeree, per cui abbiamo sia le vie aeree superiori che quelle polmonari colpite da ustioni. Ci sono stati anche altri casi oltre i ragazzi del barbecue? Sì, ne abbiamo avuti una decina. Il problema è che chiaramente, ripeto, purtroppo questa abitudine insana di non utilizzare quello che è preposto normalmente in vendita sono normali liquidi a base di olio che non hanno potere detonante, basterebbe veramente, ci sono candelette di cera, ce n'è tutto quello che volete voi, però purtroppo l'uso dell'alcol è invaso e non si riesce a impedire che ciò avvenga.